Conobbi il professor Raffa Garzia proprio all'inizio del secondo trimestre di seconda liceale. Era un giovane di 33 anni, non bello, smilzo e basso, sempre aggrondato, la tetraggine in persona. Con un fortissimo carattere trasformò una classe irrequieta in un gregge atterrito. Intransigente e anticlericale, era già un noto scrittore e dirigeva l'Unione Sarda, il più diffuso quotidiano sardo. In effetti ne era anche il padrone e quindi vi propagandava le sue idee spesso in aperta polemica col governo di allora. Ero comunque il suo prediletto e in classe mi portava ad esempio, esaltando il mio stile e la mia chiarezza intellettuale. Mi prestava spesso libri scolastici e non solo. Brusco con tutti, mi trattò da amico, imitandomi spesso nel suo studio al giornale. Grazie a lui esordì nel mondo del giornalismo come corrispondente durante la stagione estiva da Aido Maggiore, un piccolo paese vicino a Ghilarza. Il mio primo articolo fu del 26 luglio 1910. Intanto leggevo Karl Marx, all'inizio solo per curiosità intellettuale. Per oggi abbiamo finito, vi aspetto alla prossima puntata se volete. Arrivederci.